Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Uccisa e sciolta nell'acido in un terreno a San Fruttuoso, vicino a Monza. Così è morta Lea Garofalo, la collaboratrice di giustizia di Petilia Policastro, sparita a Milano nel 2009. Una vera e propria esecuzione, secondo il GIP che si occupa del caso. Disposte 6 ordinanze di custodia cautelare in carcere, notificate dai carabinieri del nucleo investigativo di Milano, eseguite nella notte tra Lombardia, Calabria e Molise. Scattate anche le perquisizioni. Lea Garofalo si era recata a San Fruttuoso per incontrare Carlo Cosco, uno dei 6 arrestati, suo ex compagno e padre della figlia, ma da lì non ha fatto più ritorno. I carabinieri di Corigliano Calabro nel Cosentino hanno arrestato ieri sera Giuseppe De Rose, 37 anni, resosi irreperibile e ricercato nell'ambito dell'operazione Ultimo Atto, che ha portato il 12 ottobre scorso all'emissione di 11 ordinanze di custodia cautelare contro presunti affiliati del clan Fora Stefano. De Rose, che non ha opposto resistenza, era nella sua abitazione di Doria a Cassano Ionio. Un 19enne di Belmonte Calabro ha perso la vita ieri in un incidente stradale alle 4:50 lungo la statale 18 nei pressi di Falerna. Si tratta di Giuseppe Arlia, che si trovava a bordo di una Fiat 600 che si è schiantata contro un palo della luce. Il giovane, insieme ad altri 2 coetanei rimasti illesi, era figlio del vice sindaco di Belmonte. 13 anni fa, in un altro incidente, perse la vita la madre. Il guidatore è risultato positivo al test dell'etilometro. Non era prevedibile né diagnosticabile in occasione del primo ricovero la patologia che sarebbe all'origine della morte del 13enne ZB. È la prima conclusione a cui è giunta la commissione interna istituita dal commissario straordinario dell'azienda ospedaliera pugliese Ciaccio, El Garizzo, dopo il decesso sabato del 13enne di origine bulgara nell'ospedale di Catanzaro. Dall'intervento che è stato fatto è emerso, secondo gli esiti del lavoro della commissione, che il 13enne aveva un infarto intestinale esteso. La Guardia di Finanza di Locri ha sequestrato 7 terreni e un fabbricato di proprietà di un noto imprenditore di San Luca, nel Regino, operante nel settore delle costruzioni edilizie, SN, 52 anni. Ingente l'evasione fiscale scoperta, con redditi non dichiarati al fisco per oltre 5 milioni di euro e imposte non versate per quasi 3 milioni. 3 le persone denunciate, l'imprenditore e 2 titolari di imprese che hanno emesso i falsi documenti fiscali. Arrivano i militari a Reggio Calabria, la prima risposta decisa dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in seguito agli attentati e alle intimidazioni nei confronti dei magistrati reggini. Dalle 13 di oggi 80 soldati, di cui 75 operativi, saranno schierati a sorveglianza di alcuni obiettivi sensibili. Gli uomini dell'esercito saranno gestiti dal prefetto Luigi Varratta per i servizi sul territorio. Sfiorata la tragedia nel tardo pomeriggio di ieri, quando al largo delle acque di Catanzaro Lido, nei pressi di Giovino, un motoscafo, probabilmente per un guasto al motore, è andato in fiamme. A bordo un uomo di Torino che stava pescando accanto ad un'altra imbarcazione. Gettatosi prontamente in acqua, è stato subito soccorso dalla Guardia Costiera. Una volta a riva ci hanno pensato i vigili del fuoco a spegnere le fiamme dall'imbarcazione. Si è conclusa ieri con il messaggio del Papa la 46esima settimana sociale dei cattolici, al centro il Mezzogiorno e i giovani. Da Reggio Calabria un'occasione importante di confronto sui problemi del paese. Non sono mancati gli appelli alla speranza, come quello dell'arcivescovo di Reggio Calabria, Vittorio Mondello, che nell'omelia pronunciata ieri mattina nel Duomo della città ha ricordato la necessità che la Calabria diventi l'icona di una regione onesta all'interno di un'Italia pulita. Eccezionale serata quella di ieri sera al Politeama di Catanzaro, che ha visto un'entusiasmante seconda serata della rassegna La grande musica per il cinema, grazie al concerto del compositore Luis Bacalov, accompagnato dall'orchestra Roma Sinfonietta. Per l'occasione Bacalov ha riproposto al pubblico l'indimenticabile refrain del Libertango di Astor Piazzolla e alcuni dei suoi temi più celebri tratti da film, tra cui la colonna sonora de Il Postino, che gli valse l'Oscar nel 1995. Grande vittoria della Regina, che ha espugnato il Nereo Rocco di Trieste con un sonoro 4-0. Doppio Bonazzoli, Nicolas Viola e Missiroli, i marcatori del largo successo che proiettano gli Amaranto al terzo posto. Prima sconfitta interna invece per il Crotone, bloccato in casa dal Piacenza. A decidere il match un gol di Piccolo al terzo minuto del primo tempo. In prima divisione il Cosenza è stato battuto 2-1 dalla Nocerina, seconda sconfitta in 2 gare per il tecnico Somma.